Bentornati cari amici di Radio.0. Ieri è partita la 28ª edizione di Friuli Doc, la manifestazione che da sempre raccoglie a Udine tutte le eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Siamo stati al taglio del nastro e in questo servizio abbiamo raccolto e attraverso queste interviste vi raccontiamo quali sono stati i contenuti di questa apertura. E con me c'è l'assessore Maurizio Franz, tutto pronto per dei giorni intensi dedicati alle bontà del Friuli, alle nostre eccellenze, ai ristoranti, alle osterie, alla convivialità. Sì, io penso che sia un'edizione veramente ricca di Friuli Doc, ricca di tante novità, ma ricca anche di tanto entusiasmo, perché girando quest'anno questa edizione per le vie e le piazze della città ho visto un lavoro all'acre e quindi questo penso che siano le migliori premesse. Poi 1000 eventi che non riguardano solo le degustazioni, ma riguardano anche aspetti culturali e aspetti spettacolari, perché ricordo che domenica ci sarà il gran finale con un concerto proprio qua in Piazza Libertà col giovane rapper Sade, quindi un invito a tutti ad essere presenti fino all'ultimo giorno in questa 4 giorni di grande festa. Noi non mancheremo, assessore, allora ci ritroveremo tra le vie di Udine proprio per gustare il meglio di Friuli Doc. Grazie. Grazie a tutti i vostri anche ascoltatori. Con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, siamo pronti a partire con un nuovo Friuli Doc, un Friuli Doc che ci riporta finalmente a una certa serenità, lasciando alle spalle la pandemia, ma imparando anche da quelli che sono stati tempi complessi, da chi comunque anche davanti alla difficoltà non ha mollato questo evento che è un importante veicolo di promozione per il nostro territorio. Sì, oggi stiamo vivendo un Friuli Doc e nei prossimi giorni lo vivremo, della normalità, del ritorno alla normalità, però non bisogna dimenticare chi ci ha creduto anche quando le cose non erano così scontate, quando avevamo le mascherine, quando non c'erano i distanziamenti, quando c'erano i controlli per entrare nelle piazze, e tanti volontari che hanno collaborato perché la manifestazione non si fermasse anche dentro la pandemia. E poi voglio ricordare, soprattutto in questi momenti di ritorno alla normalità appunto, chi è stato in prima linea anche penso negli ospedali, penso chi è andato nella casa delle persone per curarle, dargli una risposta, penso ai volontari che portavano la spesa a casa, perché magari quando si ha paura, nel momento della paura di queste persone ci si ricorda, poi quando la paura passa ci si dimentica di chi ha portato avanti gli sforzi, la fatica, si è messo a disposizione degli altri, e proprio oggi nel discorso di Friuli Doc ho voluto ricordare queste persone, perché è troppo facile dimenticarsi degli sforzi fatti, ma invece dobbiamo avere l'impegno e la dignità di ricordare chi si è messo davanti per aiutare tutta la nostra popolazione. Guardare avanti ma non dimenticare, anzi, e anche in questo momento complesso per tante aziende, essere presenti a Friuli Doc, imparare a valorizzare quelli che sono anche i prodotti del nostro territorio, la nostra economia è per noi importantissimo, così come lo è poterla portare al di fuori dei nostri confini. Beh, proprio nei momenti più difficili, oggi il momento economico è estremamente delicato, le tensioni internazionali, l'aumento dei costi delle materie prime, l'aumento esponenziale dei costi dell'energia ci mettono di fronte sicuramente una stagione difficile che insieme operatori economici e istituzioni devono affrontare. Però è altrettanto vero che proprio nei momenti difficili chi ci crede, non si arrende e investe, è colui che finita la Buriana riesce ad essere maggiormente competitivo e a guadagnare maggiori fette di mercato. È chiaro però che in questo momento le istituzioni devono esserci, perché stiamo vedendo un aumento di costi, in particolar modo dell'energia, che sono oggettivamente insopportabili per il mondo produttivo, e per questo anche come sistemi regionali, proprio oggi ho fatto la conferenza delle regioni, stiamo predisponendo un documento che sarà pronto il 14 da presentare al governo al fine di mettere in campo le iniziative necessarie per mitigare la situazione incresciosa dovuto molto anche alla speculazione che si sta creando a livello europeo e globale. Questo è sicuramente un aspetto importante anche qui a Friuli Doc, invece come Regione Friuli Venezia Giulia, con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, state valorizzando e aiutando anche a promuovere tantissimi prodotti d'eccellenza di questa regione, aiutando i consumatori anche nella scelta. Beh, intanto sono contento perché proprio ieri c'è stato un evento proprio a Udine. Io ci ho creduto fin dall'inizio nel marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, ed è stato dagli operatori è stato scelto proprio il marchio unitario della regione per promuovere la regione come elemento strategico più che altri tipi di strumenti come potrebbe essere il testimonial o altri tipi di iniziative, come elemento più utile per promuovere quello che è il Friuli Venezia Giulia. Quindi sono contento che gli sforzi che abbiamo fatto, e anche Io sono Friuli Venezia Giulia l'abbiamo lanciato dentro la pandemia, quindi in un momento estremamente difficile, è un percorso che si struttura nel tempo, però già adesso è molto riconoscibile e lo stiamo veramente cercando di promuovere a livello globale.
E allora buon Friuli Doc Presidente, noi ci risentiremo sicuramente per parlare ancora della nostra regione e di come affrontare il futuro. Grazie mille, un buon lavoro a voi e un saluto veramente a tutti i vostri ascoltatori, grazie. Ospite di questo Friuli Doc il professor Mauro Ferrari, accademico, ricercatore italiano dagli Stati Uniti, per raccontarci quanto importante è mantenere salde le nostre radici, la nostra tradizione, esserne orgogliosi. Secondo me tutti i successi che mi sono capitati sono il risultato dei valori friulani che mi sono portato nella vita, più di 40 anni negli Stati Uniti, non c'è dubbio. Le cose sono andate male invece è un colpa mia, quelle me le sono guadagnate, ma le cose buone secondo me nascono veramente da questi valori che condividiamo, di lavoro, di impegno, solidarietà, servizio l'una all'altra, e ospitalità, queste cose bellissime che c'è al Friuli. E adesso quindi porterà un po' di quello che raccoglie in questo Friuli Doc a tutti, insomma, a quelli che conosce negli Stati Uniti, perché tra l'altro insomma ci tiene sempre a raccontare delle sue radici e invita i giovani a fare altrettanto. Certo, ma in realtà io vengo in Friuli ogni mese dagli Stati Uniti. In questi ultimi 20 anni sono venuto 250 volte, sono sempre qua, non riuscite a liberarvi di me, mi dispiace, ma per me è un piacere, un privilegio enorme. Le radici, nessun albero si dice può crescere al di sopra di quello che gli permettono le sue radici, sono le radici che dicono quanto può crescere l'albero, le mie radici sono qua. E allora da chi rappresenta un'eccellenza di questo nostro bel Friuli Venezia Giulia vuole fare un invito speciale ai nostri ascoltatori a Friuli Doc? Forza Friuli, siate orgogliosi di questa grandissima regione, di questa grandissima gente, di questa grandissima cultura e di questo magnifico vino che adesso vado ad assaggiare. Di eccellenze, di turismo e anche di futuro per il nostro Friuli Venezia Giulia, un anno che torna anche alla serenità finalmente. Con me c'è l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini. Allora, quest'anno ci siamo ritrovati in tanti appuntamenti, ma è sempre un grandissimo piacere, soprattutto ritrovare un Friuli Doc così come l'abbiamo lasciato nel 2019. E soprattutto una grande emozione, perché davvero vedere le piazze, le tante piazze del Friuli Venezia Giulia che si stanno riempendo di nuovo come oggi, insomma ti fa un certo effetto, una certa emozione. Stiamo ritornando a proporre queste manifestazioni, li chiamiamo questi grandi eventi, visto il numero di persone che sono in grado di attrarre in maniera importantissima Friuli Doc, ma non solo, Gusti di Frontiera, la Barcolana, l'area di festa, o meglio l'area di FVG, insomma queste grandi eccellenze che hanno il compito di promuovere le ricchezze del Friuli Venezia Giulia, enogastronomia in primis, ma anche la bellezza del Friuli Venezia Giulia, la storia del Friuli Venezia Giulia, le tante associazioni, l'associazionismo vero del Friuli Venezia Giulia, le Proloco per esempio. E insomma stiamo correndo, abbiamo ripreso a correre in maniera importante. È vero, e siamo pronti anche per un nuovo appuntamento che parlerà delle nostre eccellenze e che sta facendo continuare una stagione dal punto di vista turistico di grandi soddisfazioni. Con numeri importanti, oggi l'ho detto sul palco, anche Udine sta crescendo, avremo una crescita a doppia cifra, non ho ancora i dati definitivi, ma mi hanno preannunciato che sarà a doppia cifra, quindi un intero Friuli Venezia Giulia che sta dando dei segnali importantissimi da un punto di vista turistico e non solo. Purtroppo stiamo vivendo ancora un periodo complicato, ma insomma supereremo anche queste difficoltà.